Dove ci mettiamo? Qua? Ciao a tutti. Buongiorno, siamo qui a Pian delle Femmine. Io ho risparmiato tutta la strada per arrivare fino a qua e adesso ci dirigiamo verso l'agriturismo Le Zercole che si trova in Canale di Limana. Siamo con la nostra Escape e adesso andiamo a fare questo pezzo di strada che hanno appena rimesso a nuovo. Prima era tutto sterrato. 4 minuti arriviamo in mezzo alla natura e quindi condividiamo con voi. Sei pronta? Ecco, sei un po' contenta? Sì. Un freddo cane. Ok tesoro, monta pure. Oh, un po' di scoppiettio degli Escape, era un po' che non lo sentivo. Allora, a giudicare dalle immagini che c'erano su Google, qua era tutta sterrata prima. Immagini un po' vecchiotte. Guarda che bella stradina che hanno fatto. Ciò, merita. Sono dimenticato di impostare il navigatore, ma penso che tanto sarà sulla strada. Pendenza, ripidezza, ripidosi. Siamo in prima, praticamente sto anche frenando e continua ad accelerare. Guardate, mollo l'acceleratore. È tanto ripido, occhio. Ripidissima, ripidissima. Ripidissima ma bella. Siamo reduci da una passeggiata di 6 ore e mezza fatta ieri. Siamo andati alle grotte del Caglieron, però non direttamente con la macchina in parcheggio. Mi ha fatto un giro enorme da Vittorio Veneto con degli amici che non vedevamo da tanti anni. Quel signore che mi insegnò a sciare 30 anni fa, Luigi, di cui vi ho parlato in uno dei video precedenti quando eravamo a Pala Favera. È un giro impegnativo, ragazzi, un giro impegnativo, ci ha massacrati piacevolmente, però, perché una bella passeggiata in mezzo ai boschi così non la facevamo da parecchio tempo. Qua un po' di sterrato. Siamo a metà strada, quindi penso che manchino 2 minuti e poi dovremmo esserci. Con il serratino con un po' di pietruzze. Pensavo fosse poco più leggero, ma va bene lo stesso. Ecco, magari non venite se avete proprio le gomme lisce, che non c'è proprio il caso. Bisognerebbe buttarsi. Bella sta stradina, molto easy. Non parliamo troppo in fretta. E devo sempre, non ho staccato l'ABS e devo ricordarmi di non premere un giorno il freno davanti. La gente ci guarda male, però qua si può prendere. La nostra Escape all'avventura. Tac tac. Manca poco, dovrebbe mancare 1 minuto. Sì, diciamo che questa in salita sarebbe stata impossibile da fare. Siamo un po' rischiati oggi, ma una volta scesi vediamo se al ritorno si può fare il giro largo dall'altra parte, quindi senza andare da Pian delle Femmine ma prendendo il giro largo. Grazie. Questo fa l'agriturismo. Dove sarà? Borgo Valbelluna. Borgo Valbelluna. Ma guarda che bellino sto posto. Serrato. Ecco, questo è uno serrato più leggero. Che meraviglia, siamo in mezzo al verde.
Anche la strada per arrivare da Revina al lago a Pian delle Femmine è davvero divertente, fatela. Ci abbiamo fatto un video, una combo moto trekking l'anno scorso, è bellissima da fare, noiosa da vedere, ma allora l'agriturismo deve essere là sopra, penso. Allora sono arrivati da qua. Vin Brulè, ricarica bike aperto. Sì, deve essere qua sopra. Salutiamo il bimbo a rischio di andare per terra, ma non si poteva, dai, non salutare Tizio. Ecco, guarda che bello. E qua arrivano con le macchine. Questo è l'agriturismo. Adesso vediamo dove si può parcheggiare. Vediamo dove si può parcheggiare. Parcheggiamo lì. Vorrei scenderesti? Sì? Un po' pericolate. Vabbè, adesso ci sistemiamo. Dall'agriturismo le zercole, la nostra X-Cape. Abbiamo mangiato, lo consigliamo perché abbiamo mangiato bene, si paga insomma. Appunto, lì ci sono anche le pecore al pascolo. Questo è veramente molto bello, guarda che panorama. Siamo arrivati da questa strada qua. Adesso invece di andare su e tornare per la pendenza, che era parecchio ripido, vero? Facciamo il giro da sotto. Facciamo il giro da sotto, arriviamo di là, ci ricongiungiamo con la strada principale e poi scendiamo per passo San Boldo. Uno, due, tre, vai. Ok. Prego, prego. Qua occhio che è un po' ripidello, poco. Per il cavallo al pascolo. Direi che questa gomma non è niente male, ha una bella presa. E siamo qua in mezzo al verde. La moto, anzi il motore proprio non va. Sarà che abbiamo appena acceso, ma non va. Non so se la benzina che abbiamo messo a Mestre, non ci siamo. Ancora freddo, dai, 2 tacche, diamogli una tacca. Allora lì ci sono le pecorelle.
Che bello. Bisogna stare attenti a quello con... c'è uno con il Ranger che corre come un forsennato in mezzo a queste strade. Guarda che bello qua. Ed è bellissimo qua. Vuoi fare una? Sarebbe da fare una dronata, sì. Questo è lo steratino che piace a me. Questa gomma, ragazzi, intergalattica. È meglio della STR. Dimmi amore. Ah, c'è odore da concime. Guarda qua. Bellissimo qua in mezzo. Potremmo andare giù. Ah, qua non sapevo se andare giù o dritti. Che bello qua. Bello in mezzo al bosco, vero amore? Che bello. Steratino facile facile, poi in salita. Teniamo una prima così abbiamo più mordente. Bene, di questo che bello da qua. E questo pezzettino l'abbiamo fatto. Bellina sta stradella, sono le strade che piacciono a me. Questo lieve sterrato, ora va giù, pendenza, discesa, Cesota. Vabbè. Ragazzi, posso dire che è una gran gomma il Continental TKC 70, perché non ho sgonfiato assolutamente le gomme, eppure anche quando prendo i sassi, che bella questa strada qua, quando prendi i sassi lo fa in maniera soft, attutisce molto bene il corpo. Che posti, che paradiso. Branolz. Ma guarda che stradine.
ricordi quel boldo? 94 secondi. Non so se... aspetta. Passiamo altezza Levina e ci sono, c'è quello col parapendio. C'è tanto vento oggi, non so se si veda dalla videocamera. Rischio di andare in strada perché con questo vento magari non si controlla. Mamma mia, non lo vedo bene. Eccolo là. Ah, c'è il centro proprio. C'era il centro e c'era lo spiazzo per quelli che fanno parapendio. Marca storica. Ditemi se questa può essere l'andatura. Cazzo. Bene, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. In caso mettete pure un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Se volete lasciare qualche commento è ben accetto, se magari siete stati in queste zone, conoscete posti nuovi, magari è un utile confronto. E noi ci vediamo al prossimo video. Un ciao anche da Giulia che in questo momento è di là. Ciao a tutti.